Piazze piene, bar affollati, località turistiche prese d'assalto. Le immagini della scorsa settimana sono ancora sotto gli occhi di tutti e l'ordinanza varata dalla Regione è nata proprio per evitare situazioni simili nelle prossime ore. E Luca Zaia ribadisce ancora una volta il perché di questo provvedimento. Se dovessimo fare l'estrema sintesi dell'ordinanza, dovrei dire che questa ordinanza invita a non andare a creare assembramenti. Fondamentalmente ti dice: se vuoi passeggiare, farti la passeggiata, fare attività motoria, non andare in centro, non andare a ingolfare le piazze, non andare a ingolfare i viali principali, vai da altre parti. Non veniteci a chiedere dove, li trovate da soli i posti. Adesso non facciamo, che non debba fare la cartina dei percorsi Covid. Serve la massima attenzione da parte di tutti perché lo status di zona gialla è comunque collegato a una serie di parametri che possono variare molto rapidamente. Vi ricordo che dietro all'angolo c'è sempre la zona arancione quantomeno. Anche se il nostro R/T è andato a 1,29, vi ricordo che dietro all'angolo c'è sempre la zona arancione, se non anche quella rossa, ma basterebbe andare all'arancione per far capire a chi non vuole fare sacrifici che a quel punto sarà chiuso nel confine comunale. Zaia ricorda cosa può succedere quando vengono inasprite le regole per evitare la diffusione del virus. A quel punto saranno chiusi tutti i bar e tutti i ristoranti, molte altre attività, ed è una piccola anticipazione di quello che può essere una cosa che noi già abbiamo sperimentato, che si chiama lockdown.